Puntata di Natale di Guarda che Stella, il 25 dicembre, iniziamo subito con Don Paolo, così anche per un augurio, no? Una chiusura e un'apertura di quello che è stato questo 2015 e soprattutto le prospettive 2016. Beh, certamente è stato un 2015 con momenti di buio, è inutile negarlo, però ecco, io credo che, come dice quel proverbio, no? Fa più rumore un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce. Ecco, questa foresta che cresce c'è, e dal punto di vista locale anche questa sera delle benemerenze è proprio una conferma che il bene opera ancora, e soprattutto non il bene come slogan, ma come persone che fanno del bene, che nel nascondimento, nella quotidianità, nella ordinarietà della vita, con tanti sacrifici però creano tanto bene. Quindi questo direi è un segno positivo anche per il futuro, no? È un segno di speranza, perché non possiamo non sperare. Il Natale è la festa della speranza per eccellenza, che non siamo mai soli, addirittura Dio viene ad abitare in mezzo a noi e quindi abbiamo un compagno di viaggio insuperabile. Auguro a tutti di poter lasciarsi incontrare da questo Gesù bambino che torna a nascere per noi. Buon Natale a tutti. Civiche benemerenze, allora cosa vuol dire ricevere questo attestato? È una grande emozione per una figlia che ha perso il papà ormai da qualche anno, insomma, essere chiamata e sentire le parole che sono state scritte dall'amministrazione comunale in ricordo di mio padre è veramente stata una grandissima emozione, non posso dire altro. Sono stata contenta che l'amministrazione abbia voluto ricordare la figura di mio padre, sono stata contenta che le parole, le poche righe abbiano veramente delineato e abbiano riassunto, siano riuscite a riassumere, insomma, quello che è stato il suo percorso di vita lungo, perché ha avuto la fortuna di vivere 93 anni. Ecco, diciamo non sono le solite frasi di circostanza, no? Ma qualcosa di importante per continuare la memoria. Sì. Ma continuare la memoria, e questo è un modo proprio per continuare la memoria, per ricordare a tutti i cittadini rivignanesi, ma non solo, il lavoro che è stato effettuato da mio padre su di sé rispetto a un percorso di cultura, ma anche nei confronti degli altri, che dovrebbe comunque essere portato avanti sempre, no? Le nuove generazioni così dovrebbero lavorare, come diceva la relatrice prima, il rispetto dell'altro anche in posizioni politiche completamente opposte, è un elemento fondamentale, cosa che purtroppo non si riscontra. Allora questo dovremmo ricordarlo anche per il futuro. Vice Sindaco Mattiussi, questa sera Teora ha sbancato, come si dice. Ma insomma, sbancato. Abbiamo messo, buono, sì, chiaramente abbiamo messo a disposizione quello che il territorio, l'ex comune di Teora aveva per implementare e completare quello che è l'aggregazione alla fusione dei due comuni. Tant'è vero che una delle motivazioni per cui insistevamo perché la gente votasse a favore del referendum era quello di potenziare un giro di parole, potenziare quello che il territorio offriva, mettendo a regime, mettendo in simbiosi e unendo le forze che le due comunità precedenti avevano e dando bei risultati. E poi come sempre abbiamo visto grande partecipazione di pubblico, non è la solita frase diciamo rita e ritrita, ma abbiamo visto che c'è grande passione e grande voglia di continuare, cioè non è il solito attestato buttato lì, ma è un qualcosa che serve una stellina, no? Per dare ancora più impulso a un territorio che non è mai fermo, è un po' come lo Stella. No, assolutamente no. Don Paolo diceva che il Friuli Venezia Giulia è un compendio dell'universo e giustamente poi, facendo un parallelo, diceva che Rivignano Teur è un piccolo compendio anche questo di un territorio, quello friulano, che ha delle grandi potenzialità. Difatti la civica benemerenza nasce un po' più o meno prima a Rivignano, poi Teora, viceversa o viceversa, non importa, proprio con l'intento di dare valore a queste persone che siano di esempio e che continuino a dare l'esempio, come abbiamo visto quasi in tutte le motivazioni di oggi, di stasera e anche nel passato, e quindi a sostegno di quelle che sono le future generazioni, e quindi serve per mantenere alto il livello e la qualità della nostra comunità. Signor Sindaco, anche quest'anno è andata una bellissima serata che ha coinvolto sempre la comunità e non cade così per caso, no? No, beh, è un appuntamento
fondamento questo della conferenza stampa di fine anno e della consegna delle civiche benemerenze, che abbiamo voluto qualche anno fa introdurre con due obiettivi. Il primo è quello di dialogare con la nostra comunità, spiegando cosa è avvenuto nel corso dell'anno, quindi una sorta di fotocronaca, mostriamo le immagini di un anno vissuto a Rivignano Teor e raccontiamo anche quali sono i progetti per il futuro. E poi il secondo motivo per cui l'abbiamo voluto è quella proprio di indicare alcune personalità che si siano distinte mettendo a servizio della comunità la loro vita in tutto, in parte, insomma, in grande o in piccolo, perché da loro si possa prendere insegnamento per fare qualcosa per la comunità in cui si vive. Insomma, lei l'ha detto, no? La comunità in cui si vive è un fiume, no? Che scorre sempre e non si ferma mai, moto perpetuo direbbe qualcuno. Certo, è un fiume che scorre sempre e non si ferma mai, e anche le persone che fanno parte di questa comunità scorrono e quindi nascono, vivono in una comunità ed è bello che stiano bene in questa comunità, e poi come naturale anche un ricambio delle persone nel fiume che scorre muoiono, però anche le persone che non ci sono più è bello ricordarle se hanno lasciato qualcosa in questa comunità, se hanno lasciato un messaggio, e quindi tra le tre persone che noi ricordiamo c'è uno vivente, ma c'è un'associazione e poi c'è la memoria di qualcuno che ha fatto parte di questa comunità che come un fiume scorre e ora non vi fa più parte, però ha lasciato un ricordo che merita di essere considerato come punto di insegnamento. Sì, dal 2015 va a chiudersi, che 2016 sarà per il comune di Rivignano Teor e per i suoi cittadini? Il periodo è difficile, l'anno che viene noi speriamo che sia foriero di buone soddisfazioni, ma non possiamo saperlo perché effettivamente la situazione è critica, generale. A Rivignano Teor la situazione in particolare è positiva, perché anche per effetto della fusione tra Rivignano Teor siamo riusciti a liberare moltissime risorse, per cui abbiamo realizzato, già chiuso, inaugurato tantissime opere pubbliche, altre sono in costruzione, altre ancora le stiamo progettando, e abbiamo anche delle sfide importanti quali quella di Villa Ottelio, che dopo oltre 20 anni di proprietà della regione senza che sia stato fatto niente ed è crollata e si sta perdendo un patrimonio, torna in proprietà, anzi arriva per la prima volta in proprietà al comune di Rivignano, che intende fare qualcosa per recuperarla, perché davvero è un bene di valore inestimabile questo di Villa Ottelio Savorignano. Comunque non solo chiacchiere ma fatti. Ma soprattutto solide realtà, direbbe qualcuno. Sì, fatti e solide realtà, soprattutto fatti. Diciamo che il comune di Rivignano Teor, che è nato dalla fusione dei precedenti comuni di Rivignano e di Teor, ha dimostrato con una serie di fatti che questa è stata un'operazione positiva, un elenco che si potrebbe fare, ma è numeroso, di opere che sono state realizzate proprio grazie a delle risorse che sono state ottenute in vario modo grazie a una fusione che, e bisognerebbe anche ogni tanto che qualcuno lo ricordi, è stata considerata come esempio dalle più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Napolitano, che ci ha scritto una lettera elogiando il nostro caso e che invece qui in Regione qualcuno tende magari a voler dimenticare. Dunque aspetta l'Epifania. Aspettiamo l'Epifania per partire, perché il Friuli ha bisogno di una rinascita, di una nuova rinascita, altrimenti il declino è davvero inarrestabile. È necessario che questo declino venga fermato e che ci sia una rinascita. Il Friuli ha delle grandi potenzialità e noi confidiamo, insomma, che il 2016 possa essere un anno in cui si getta le basi per un Friuli diverso. Presidente, allora innanzitutto questa benemerenza è possiamo dire il punto massimo per quanto voi effettivamente state facendo negli ultimi 20 anni? Ma questa benemerenza è un riconoscimento che, come ho detto prima, sicuramente ci lusinga e in qualche maniera penso che sia inevitabile ci sproni a fare ancora di più, cioè portare avanti quello che stiamo facendo sempre meglio, e se fosse possibile anche magari implementare quello che è il nostro programma annuale. Riproponendo, ci stiamo pensando per il 2016 qualche vecchia manifestazione che magari è andata un po' nel dimenticatoio perché cause di forza maggiore magari non hanno permesso lo svolgimento. E niente, è soddisfazione comunque, perché essere riconosciuti in questa maniera vuol dire che siamo presenti sul territorio
territorio in maniera positiva. È chiaro, il riconoscimento viene dal comune, dall'amministrazione comunale, dal sindaco che abbiamo ringraziato, però sicuramente è un riconoscimento che viene anche dalla comunità, e questo sì, è la soddisfazione che è più grande. Alla fine in tutto quello che facciamo non è tanto il risultato della manifestazione piuttosto che dell'evento, ma cioè non l'esito di per sé, ma la soddisfazione che ci rimane. Esatto. Senti, ma oggi come oggi, per un giovane, cosa vuol dire prendersi una responsabilità, portare avanti degli eventi? Perché comunque gestire una Pro Loco non è proprio una cosa così semplice. Gestire e impegno sono due parole grosse che possono avere, a mio avviso, tante sfaccettature. Gestire, per quel che mi riguarda, è solo tenere unito il gruppo alla fine, perché per come penso sia impostata la nostra associazione non è che c'è una figura a capo del gruppo, bensì c'è una collaborazione da parte di tutti i membri con le idee che vengono ascoltate, condivise, viste, riviste, modificate, accorte. Perché? Perché è solo quella la maniera per poter proseguire. Impegno dipende, nel senso che non è un contratto, non è che ci sono degli orari, delle ore, delle giornate da rispettare, è solo la volontà di far parte di questo gruppo, dando la disponibilità nella realizzazione e nella partecipazione di quelle che sono, insomma, le manifestazioni che facciamo, che possono essere più o meno lunghe, alcune che richiedono più tempo per essere realizzate e assemblate, altre che ne richiedono di meno. E io penso che se il gruppo è solido e se il gruppo è sano e le persone che ne fanno parte sono felici, è inevitabile che altre persone si uniscano. 20 anni forse sono anche pochi per un'associazione, anche considerando il fatto le altre due persone, le altre due figure che sono state premiate questa sera. Stiamo parlando di persone che hanno una vita. Voi siete un po' il seme, questo discorso. Sì, noi forse siamo un po' la generazione del momento e il futuro. L'importante è che la ruota giri sempre. È vero che non ci potranno essere sempre le persone che l'hanno fondata, come un domani al posto nostro ce ne saranno delle altre, ma è quello alla fine che fa andare avanti il meccanismo. E poi niente, speriamo bene. Sia come il 2015. Beh, il 2015 è stato un anno sicuramente positivo, come anche meglio, perché no? Non si dice mai auguri, però te li faccio lo stesso. Auguri anche a te e a tutti voi, buone feste. Anche a te. Grazie. Ciao.